Sanità e liste d'attesa in Veneto, l'83% di visite e di interventi chirurgici è stato recuperato, ma restano ancora da recuperare 150.000 prestazioni specialistiche. Individuata la baby gang composta da 8 minorenni considerati responsabili di una rapina compiuta a Vicenza a fine gennaio, vittime 4 loro coetanei. In tanti anni mai visto una cosa simile, parla l'autista aggredito da 2 uomini a Riese Pio X, hanno inseguito il bus e messo l'auto di traverso per bloccarlo e far salire a bordo i propri figli. Si è sposata e non combatte più, ma ha fondato un'associazione umanitaria per supportare popolazione e milizie e la nuova vita in Ucraina dell'ex pilotessa veneziana Giulia Schiffer. Da giorni a Venezia canali e rii in secca per una bassa marea eccezionale, numerosi pesci morti che affiorano tra le ipotesi, le basse temperature e lo scarso ricambio dell'acqua. Dal Parlamento europeo lo stop ai mezzi a benzina e diesel dal 2035, polemiche e timori di un intero comparto, quello dell'automotive. In occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, Eric, 17enne di Modena, ci racconta la sua storia di guerriero contro la leucemia. Dopo 4 anni torna in centro storico a Treviso la sfilata del Martedì Grasso, 19 tra carri e gruppi in corteo, un evento che sarà trasmesso in diretta martedì 21 dalle 14:30 su Antenna 3. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La sanità in primo piano, oggi il punto della Regione Veneto sulle liste d'attesa ed il recupero delle prestazioni sospese per il Covid. L'83% di visite ed interventi chirurgici è stato recuperato, restano ancora in lista d'attesa 150.000 prestazioni specialistiche, attesa per la seconda tranche di finanziamenti statali ad hoc. In Veneto dovrebbero arrivare 40 milioni di euro. 450.000 prestazioni sanitarie sospese in Veneto a causa del Covid tra marzo 2020 e febbraio 2022. 2 anni difficilissimi per il sistema sanitario, che ha poi dovuto affrontare l'altrettanto complesso recupero di tutte le visite, interventi chirurgici e screening sospesi. Il recupero delle prestazioni saltate è stato avviato grazie ad un finanziamento ministeriale ad hoc di 40 milioni di euro. Con un recupero oggi complessivo rispetto alle 450.000 prestazioni che si erano accumulate tra il 2020 e l'inizio del 2022 di un recupero dell'83%. Per il recupero delle prestazioni le aziende sanitarie hanno potuto procedere attraverso il pagamento di un compenso aggiuntivo ai propri professionisti, attraverso il reclutamento di altro personale, ammesso che riuscissero a trovarlo vista la cronica carenza di medici, o ricorrendo extra budget al privato convenzionato. Recuperato l'83%, resta comunque una quota di prestazioni arretrate alle quali si aggiungono le nuove prescrizioni. Oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Il Ministero ha stanziato un ulteriore finanziamento di 500 milioni di euro per tutte le regioni. Al Veneto dovrebbero arrivare circa altri 40 milioni. In cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Restano le criticità in ambito specialistico e chirurgico determinate dalla carenza di personale. I settori in maggior sofferenza sono quelli radiologico, l'oculistica e l'area ortopedica. Sono liste d'attesa che sono dettate non solo da un aumento della prescrizione, e questo lo vediamo, e quindi anche i medici prescrittori, specialisti stanno prescrivendo molto, probabilmente anche il periodo post-Covid porta a questo, e poi sicuramente legata alla carenza di personale. Oggi c'è una carenza di personale tutto, sia personale medico. Inchiesta tamponi rapidi durante la seconda ondata di Covid. Lunedì il giudice deciderà quali intercettazioni ammettere al processo. Si esclude che verranno inserite quelle del presidente Luca Zaia.
Dopo il rinvio a giudizio del microbiologo Roberto Rigoli e dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi utilizzati dalla Regione Veneto durante la pandemia, la Procura di Padova lunedì prossimo dovrà decidere quali intercettazioni telefoniche e ambientali dovranno essere ammesse al processo che inizierà il 22 febbraio del 2024. La decisione verrà presa il 20 febbraio, che coincide con il terzo anniversario dell'inizio della pandemia in Veneto, con la scoperta dei primi 2 contagiati di Vo. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto del microbiologo, ora senatore PD Andrea Crisanti, alla Guardia di Finanza, che contestava la scarsa sensibilità dei tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott utilizzati per i tracciamenti dei contagi Covid. Le intercettazioni finite sul tavolo del pubblico ministero risalgono al settembre del 2020, quando la procura stava indagando sugli appalti delle mense negli ospedali. Lunedì il giudice invece quasi sicuramente non includerà le intercettazioni dove il presidente del Veneto Luca Zaia attacca l'operato del microbiologo Crisanti, con cui aveva rotto i rapporti bruscamente dopo lo studio di Vo. Nel processo verranno esaminati anche 3 studi di università straniere sui tamponi e il parere del virologo Giorgio Palù, richiesto dalla difesa di Rigoli e Simeonato. La cronaca ora ci porta a Vicenza, individuata la baby gang composta da 8 minorenni considerati responsabili di una rapina avvenuta in centro a Vicenza a fine gennaio ai danni di altri 4 ragazzini. Avevano minacciato 4 minori, per lo più loro coetanei, derubandoli di una catenina poi rivenduta al compro-oro. Una rapina a mano armata in pieno centro storico in piazza San Lorenzo a Vicenza, quella che gli 8 ragazzini avevano messo a segno il 20 gennaio con una pistola poi rivelatasi finta. I componenti della baby gang sono stati individuati dai carabinieri di Vicenza, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico dei ragazzi disposte dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia e da quella ordinaria di Vicenza, trovando 2 pistole giocattolo, una delle quali utilizzata per la rapina, gli abiti indossati al momento dei fatti, coltelli e spray al peperoncino. È stata un'attività condotta nelle immediatezze attraverso chiaramente un esame dei sistemi di videosorveglianza della città, attraverso un'opera come dire, anche di analisi dei social network, l'individuazione anche dei gruppi di ragazzi che gravitano costantemente nel fine settimana. È chiaro che dobbiamo sottolineare come questi siano comunque episodi sporadici, che insomma noi abbiamo piena fiducia nei giovani vicentini. Secondo le indagini si tratta di un gruppo affiatato e ben organizzato che potrebbe essersi reso responsabile di altri episodi. Invitiamo coloro i quali dovessero essere state vittime di eventuali rapine che a noi non sono note, di comunicarcelo, di segnalarcelo, perché noi siamo a disposizione appunto per fare la piena luce su questi episodi. E intanto il coinvolgimento di giovanissimi apre la via ad una riflessione ad ampio spettro. Occorre fare una riflessione più ampia e quindi domandarsi in questo caso quale messaggio possiamo lanciare a livello anche sociale. Ed ora la cronaca che ci riporta nel Trevigiano per parlare delle continue aggressioni agli autisti sui bus della MOM. Bene, parla l'autista protagonista del folle inseguimento a Riese Pio X con l'auto, 2 auto condotte da genitori che addirittura si sono messi di traverso sulla carreggiata per bloccare il mezzo e far salire i propri figli. Sentiamo. Lei è ancora provato sotto shock? Sì, in tanti anni di servizio non ho mai visto una scena del genere. Linea 204 proveniente da Villa d'Asolo per Castelfranco. L'autista salta una fermata a Riese Pio X. Sono le direttive aziendali per permettere un carico scaglionato degli studenti su più mezzi distanziati di pochi minuti. 2 padri con i figli in auto decidono di inseguire la corriera. Nella folle corsa ad un certo punto uno di loro supera il bus e tagliandogli la strada lo blocca. Niente, non è stata una bella situazione, sembrava un film poliziesco di inseguimento. Ho temuto il peggio. La freddezza mi ha fatto pensare di caricare quei 2 ragazzi che praticamente facevano parte delle 2 famiglie e tentare in qualche maniera di attenuare gli animi. Fortunatamente è stata così. E l'ho pensata giusta. In quella maniera l'accusa
si è un po' attenuata. Pochi secondi dopo si è aggiunto anche il secondo genitore, momenti di alta tensione che l'autista, nonostante lo spavento, ha saputo gestire. Ci siamo divincolati da una situazione che sicuramente avrebbe avuto un brutto epilogo. Senta, all'interno del suo mezzo i ragazzi erano spaventati. Tutti ammutoliti, perché non credevano ai loro occhi di quello che stava succedendo. Gli autisti della MOM sono spaventati, le aggressioni si sommano di giorno in giorno, dopo le baby gang e i balordi di ogni tipo, ora la pazzia di due padri con i loro figli. Situazioni del genere non devono ripresentarsi. Abbiamo bisogno di aiuto. Di maggiore sicurezza? Assolutamente sì. Si è sposata e non combatte più, ma ha fondato un'associazione umanitaria per supportare la popolazione e le milizie. La nuova vita in Ucraina per l'ex pilotessa veneziana Giulia Schiff. Ciao bella gente, siamo in missione umanitaria. Ha smesso di combattere, ma la sua vita resta in Ucraina, dove ha trovato anche l'amore. L'ex soldato Viktor, 29enne, che aveva conosciuto nel maggio scorso nella legione straniera e che ieri ha sposato con matrimonio civile. Per la 24enne ex pilotessa di Dolo, balzata agli onori della cronaca per la denuncia di nonnismo all'Accademia di Pozzuoli e poi espulsa dall'aeronautica, è una svolta. All'inizio della guerra aveva fatto rumore il suo arruolamento con le truppe di Kiev e la sua partecipazione ai combattimenti in diversi territori, dal Donbass a Kharkiv, nome di battaglia Kida. Ora ha smesso di imbracciare il fucile e porta aiuti supportando le milizie. Abbiamo creato una fondazione con cui stiamo raccogliendo. L'Italia ci manda un sacco di cose tramite aiuti per Ucraina e abbiamo portato a questa signora qua, questa coppia qua, che poi li distribuiscono in tutto il quartiere. Adesso siamo a 7 chilometri dai russi. Tutto questo insieme al neomarito Viktor. Lui, spiega Giulia, ha dovuto fermarsi per motivi di salute a causa dei danni subiti per le pressioni delle bombe in diversi episodi. Per stargli vicino, a novembre ho mollato tutto e sono tornata da lui, ma non abbiamo smesso di andare al fronte. Adesso abbiamo fondato un'organizzazione di beneficenza che porta aiuti ai soldati e sono in cantiere tanti altri progetti. Ecco, era pieno fino a tappo di borsine e borsette. Vi faccio vedere dove le abbiamo portate. A casa di una nonnetta che poi le distribuirà tutto il quartiere. Eccoci in diretta, guardate che roba! Guardate che cosa abbiamo messo insieme. Una nuova vita nell'Ucraina ferita insieme al suo Viktor. Yeah. Ciao a tutti! Ciao ciao! Terremoto in Turchia e Siria, pronto a partire il primo carico di materiale dal Veneto, già oggi in partenza per il porto di Trieste. I primi mezzi saranno 6 autotreni a trasportare il materiale fornito dalla Protezione Civile del Veneto per i terremotati. Il materiale inviato consiste in 500 letti completi, 2 generatori di corrente da 500 e 800 kW, 2 container da 20 piedi, un blocco servizi completo di 2 WC e 3 docce, una torre faro, 42.500 occhiali protettivi. Il materiale è stato concordato con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nel sistema dell'Unione Europea. A Venezia ora con l'allarme per pesci morti o agonizzanti nei canali della città storica, ma anche in Veneto orientale. Sulle cause non c'è ancora chiarezza, vediamo. Uscendo di casa ho trovato una situazione allarmante, ho trovato decine di pesci agonizzanti e morti sul canale appunto davanti a casa mia. In laguna sono giornate contraddistinte da un'eccezionale bassa marea, che è un fenomeno ricorrente in questo periodo dell'anno. Ma pur abitando da sempre a Venezia, Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, una scena del genere non l'aveva mai vista. Siamo al Rio della Fornace, un canale che taglia in due quest'ultimo lembo di dorso duro a pochi passi dalla Basilica della Salute, collegando il Canal Grande col canale della Giudecca. Io ho pensato bene di chiamare subito carabinieri, che mi hanno detto di chiamare la polizia metropolitana, che mi hanno detto che dovevo chiamare, insomma alla fine ho fatto tutto l'iter che mi è stato richiesto e spero che facciano dei controlli, anche perché mi hanno detto che non è stato un episodio isolato.
L'episodio non è isolato e non riguarda solo Venezia. Nei giorni scorsi centinaia di pesci morti sono stati rinvenuti nel fiume Lemene, a Concordia Sagittaria e in aree vicine del porto gruarese. Dall'inquinamento alla bassa marea, intanto a Venezia il dibattito sulle cause della moria di pesci è aperto. Gli esperti preferiscono rimanere prudenti, ma Luca Mizzan, biologo del Museo di Storia Naturale, ricorda come con temperature basse i cefali tendano verso acque con temperatura mite. Se però ci arrivano in troppi e con poco ricambio d'acqua, rischiano di togliersi l'ossigeno a vicenda. Se fosse una causa così naturale sarebbe sicuramente un sospiro di sollievo. La paura è stata quella che fosse qualcosa di chimico, di ambientale, siccome se ne sentono di tutti i colori, sappiamo che l'aria non è sicuramente delle migliori in questo periodo, insomma vedere degli animali morti non è mai bello. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta TG del Veneto, parliamo ora della decisione del Parlamento europeo con lo stop ai mezzi a benzina e diesel dal 2035. Oggi i timori e le polemiche di un intero comparto, quello dell'automotive, non siamo pronti, mancano le infrastrutture e rischiamo licenziamenti, dice il numero 1 di Tex, azienda di Monastier, leader del settore, così ribadisce: favoriamo la Cina. Quando parliamo di un'auto elettrica e parliamo di nuova componentistica, e quindi batterie e tutte queste cose qui, diciamo che più del 50% di questo è costruito in Cina. Noi in Italia dobbiamo per forza comprare le batterie dalla Cina o dal mondo asiatico, e quindi una dipendenza di questo sarebbe una cosa sbagliata. L'approvvigionamento delle materie prime è la questione principale, ma non certo l'unica per Bruno Vianello, presidente di Texa, l'azienda di Monastier, gioiello dell'automotive Veneto e Made in Italy. Solo nel quartier generale i dipendenti sono ormai 1 migliaio. Oltre 30 anni di attività nel settore degli strumenti diagnostici multimarca fanno di Vianello una delle voci più autorevoli per commentare lo stop dal 2035 ai mezzi benzina e diesel votato dal Parlamento europeo. Una rivoluzione che rischia di essere un trauma anche occupazionale. A nord-est, quello automobilistico, è un asset strategico. L'automobile, non solo italiano ma tutto europeo, rischia tantissimo per le ragioni che vi ho appena detto, ma non solo. Poi costruire una macchina elettrica, anche se hai tutte le cose che ti servono per costruirla, in realtà ti serve molta meno gente, e quindi ci sarà tante persone che verranno licenziate e queste persone in qualche maniera devono vivere. E chi è che le paga? Le paga chi lavora, e chi lavora mi pare che pagano già abbastanza tasse. Si rischia quindi un cortocircuito economico-sociale, ma non solo, anche perché la carenza di infrastrutture per l'elettrico è evidente. E io non posso avere un'automobile che ogni volta devo aspettare 7-8 ore per ricaricarla, devo avere una ricarica massimo di un quarto d'ora, e questo è possibile grazie ad infrastrutture diverse di quelle che abbiamo oggi in Italia. Ma per risparmiare massimo un quarto d'ora in realtà dovremmo avere dei distributori di corrente elettrica molto potenti, almeno di 300 o 400 kW. Per Vianello bisognerebbe invece convergere sulla tecnologia ibrida, supportando le filiere. Ai parlamentari europei e non solo un messaggio diretto, tutt'altro che provocatorio. Alla politica direi la prossima volta prendiamo dei politici che siano all'altezza della situazione, che siano lungimiranti, ma guardi che somigliano anche un po' ai politici cinesi a questo punto, cosa posso dirvi? Andiamo ora nel bellunese, folla a Ponte nelle Alpi per l'ultimo saluto a Giovanni Viel, morto domenica notte a 64 anni, ambasciatore delle nostre montagne e dello sport che ha raccontato sempre con slancio. La provincia di Belluno si è fermata questo pomeriggio e si è radunata nella chiesa parrocchiale a Cadola di Ponte nelle Alpi per il saluto, l'ultimo a Giovanni Viel. In centinaia da ogni angolo del bellunese e dalle terre alte, quelle stesse che Giovanni ha raccontato nelle gesta dei suoi amati campioni degli sci stretti. Lui anche con l'entusiasmo che aveva, il grande tifo che ha fatto, mi ha sempre seguito, che devo dire che appunto è stato un grande amico con me e purtroppo
dispiace molto. Domenica, poche ore prima di lasciare la vita terrena, Giovanni raccoglieva fotografie destinate all'edizione 2024 del calendario del consorzio CIPA di Confindustria Belluno Dolomiti, di cui era direttore. L'aneddoto è stato raccontato dal celebrante, che all'omelia ha dipinto un ritratto fedele della figura di Giovanni Viel. Quando vedeva sul volto degli atleti tutta la fatica, sentiva che erano al limite con il loro sforzo, con la possibilità che avevano di non farcela. Ebbene, non me ne vogliano i 5 re dolomitici se a fianco anche Giovanni a loro, anzi lo inserisco al primo posto nella lista come primo re dolomitico. Giovanni Viel è stato ricordato per aver esaltato le imprese degli olimpionici bellunesi con conoscenza approfondita ed erudizione. Lo slancio che aveva per i grandi era uguale a quello trasmesso ai giovani all'inizio della loro attività sportiva. Un grande amico, un grande appassionato di sport, ma appassionato un po' di tutto quello che faceva nella vita. Ci ha insegnato, ecco, che la tenacia, la forza di volontà, la voglia di raggiungere gli obiettivi è possibile, e quindi cerchiamo anche tutta la gente che siamo qui oggi di seguire questi suoi grandi messaggi che ci ha lasciato. E la sua voce inconfondibile ci ha veramente accompagnato per tantissimi anni e per raccontare le gesta di tutti i campioni dello sport. Conosceva la montagna, ogni pezzo di questa meravigliosa provincia, e quindi penso che ci mancherà tanto. Giovanni Viel lascia un vuoto incolmabile. Aveva un carattere senza fronzoli, intuiva se un progetto poteva passare da desiderio a realtà e si occupava personalmente di realizzarlo senza condizionali. Ciao Giovanni, e grazie per tutto quello che hai fatto per noi. In occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, Eric, 17 anni, di Molvena, ci racconta la sua storia di guerriero contro la leucemia. Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni. Eric lo sa bene, perché da quando nel 2013 gli hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta, lui non ha mai smesso di lottare, non ha mai abbassato la testa, da vero guerriero. E in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, la sua storia diventa un esempio per tutti, perché Eric, grande appassionato di calcio, sta vincendo la sua sfida più importante grazie all'amore della sua famiglia, ai medici, ma soprattutto grazie allo sport. Lo sport mi ha aiutato tanto fin da quando avevo 8 anni, da quando mi è stata diagnosticata la malattia. Mi ha sempre accompagnato nel mio percorso di cure chemioterapiche, mi ha accompagnato dopo e mi accompagnerà per tutta la vita. Dopo una lunga riabilitazione, Eric è tornato in campo, a giocare sul serio, a sfidare gli ostacoli di una vita che lui non ha mai voluto aggirare, perché al suo fianco ci sono sempre stati i genitori, il fratello Kevin e la sorella Denise. Mi hanno detto che in pratica la malattia erano gli avversari e io dovevo con la palla scartarli e fare gol, quindi vuol dire salvarmi. E per salvarsi Eric ha fatto di tutto, al punto da chiedere un certificato di idoneità sportiva mentre era ancora in ospedale, perché i guerrieri non vogliono guardare la vita, vogliono viverla. Le emozioni che si provano a tornare in campo sono senso di libertà, felicità, gioia e spensieratezza. La prima volta che ho ricalcato un campo da calcio è stata un'emozione unica, non sembrava vero. La forza la trovo in più punti, uno è la mia famiglia e altri sono per dare un esempio a tutte le persone che magari si sentono sole o si sentono diverse per questa sfortuna, chiamiamola. E questo è stato un punto importante per far sì che continuassi a lottare. Adesso Eric ha un sogno, grande come la sua determinazione. Il mio sogno è di realizzare una squadra di calcetto composta da ragazzi e ragazze che hanno avuto malattie oncoematologiche, perché credo che ognuno di loro abbia una storia e abbia qualcosa da dimostrare. Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Carnevale e a Treviso, dopo la lunga sospensione a causa del Covid, torna la sfilata dei carri del martedì grasso. Martedì 21, dunque dalle 14:30, Antena 3 seguirà in diretta la sfilata. Per la prima volta sono anche contento di dire indossiamo la mascherina, questa volta non
davanti alla bocca ma davanti agli occhi, vestendoci da arlecchino, da poliziotti, da supereroi. Dalla mascherina alla maschera di carnevale. Torna infatti dopo 4 anni la sfilata di Martedì Grasso in centro storico. Artisti di strada, spettacoli, trampolieri, ma soprattutto tornano loro, i giganti di cartapesta. Carri allegorici che sfileranno da Piazzale Burchellati fino a Piazza Duomo, in un tripudio di musica, maschere e colori, uno spettacolo che sarà trasmesso in diretta martedì 21 dalle 14:30 in esclusiva su Antenna 3 per unire alla festa tutto il territorio. Siccome poi è un carnevale di territorio che coinvolge anche i territori attorno, io mi aspetto 100-120 mila persone. Mi piacerebbe che diventasse davvero una festa di comunità, una festa della città dove coinvolgiamo certamente i bambini che saranno i protagonisti di questo carnevale, ma anche gli adulti e gli anziani. Ricordo che abbiamo coinvolto le case di riposo. Tutti invitati, nessuno escluso, a questa vera e propria festa di fine pandemia che il sindaco Conte vorrebbe onorare con un simbolo speciale della città. Siccome la Fontana delle Tette venne costruita proprio per celebrare la fine della carestia in quegli anni là, potremmo anche inserire in testa al corteo dei carri la Fontana delle Tette rivisitata dei nostri alpini, proprio per celebrare la fine della pandemia. Ma non solo la sfilata di Martedì Grasso, sabato 18 e domenica 19 febbraio una lunga serie di appuntamenti animeranno il centro città. Verrà inaugurato sabato 18 il villaggio carnevale, dove appunto ci saranno artisti di strada, giocolieri, trampolieri, clown, spettacoli di magia in 2 piazze, Piazza dei Signori, Piazza Borsa itinerante, anche Piazzetta Aldo Moro e anche la Loggia dei Cavalieri con il tema del circo. Saranno 150 gli uomini, angeli custodi di questo carnevale, sicurezza che vedrà sul campo protezione civile, carabinieri in congedo, vigili del fuoco, giorni di festa che porteranno qualche modifica alla viabilità. Al Martedì Grasso dalle ore 11 inizieranno dei divieti nelle zone del centro storico, soprattutto la viabilità esterna del PUT sarà sempre invece garantita. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo sul nord-est per le prossime ore con il nostro meteo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Anticiclone protagonista, ancora sole e caldo, ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog. Il dettaglio di giovedì 16 febbraio. Sul Veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura ma anche in alcune valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 1 grado, massime tra 10 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia, cielo più sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo ben poche novità. Sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie specie dopo il tramonto. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 13-15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.